Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui questa sera, ringrazio il Sindaco e l'amministrazione comunale di Santa Lucia per l'ospitalità e il patrocinio della serata e i sindaci che hanno accolto il nostro invito a parteciparvi questa sera. Abbiamo presente il Sindaco di Segusino Guido Rio, in rappresentanza del Comune di Miane Stefani Renata, in rappresentanza del Comune di Vedelago Daniele Solito, il Sindaco di Resana Loris Mazzorato, di Valdobbiadene Luciano Fregonese, e il nostro ospite stasera, il Sindaco Riccardo Zunski, Sindaco appunto di Santa Lucia. Passo la parola al Sindaco Zunski che ci porterà testimonianza della sua esperienza da primo cittadino del Comune di Santa Lucia di Piave. L'esperienza di un sindaco, ma qui ci sono i colleghi che possono confermare, in questi periodi è addirittura avvilente, perché siamo soggetti a mettere una tassazione locale per conto del capelliere romano, il quale ci sottrae anche le risorse, le vostre risorse, le nostre risorse. Mi domando sempre quanto ci vorrà perché il numero di persone consce che la strada è quella legale, ma che deve portare all'indipendenza, si convinca. All'inizio, quando si muove una pallina di neve a una certa velocità, poi quando rotola, man mano che si ingrossa perché altri portano ad avere altri grani che si mettono assieme, assume una cosa che diventa una valanga, una slavina. Questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti nel convincere la gente ad uscire, a seguire questa nostra che è un'idea di tutti ed è per tutti soprattutto, perché non è un'idea fatta per qualcuno. È bello sentire il calore di questa sala, come sentiamo il calore veramente in tutto il Veneto. Sapete che l'Indipendenza Veneta non si è mai fermata un solo giorno. Dal 26 gennaio abbiamo fatto oltre 400 gazebo, abbiamo fatto oltre 80 serate, siamo sicuri di quello che stiamo portando, del messaggio che stiamo portando, della politica completamente diversa che stiamo trasmettendo, perché siamo comunque un movimento politico, però di quella politica che è l'antitesi della politica italiana, trasversale completamente alla politica italiana. La legge 16 è una legge che senza peccare di arroganza abbiamo scritto noi, l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo fatta approvare e adesso non abbiamo più colpe come veneti, perché l'indipendenza è una questione di responsabilità e noi la responsabilità ce la dobbiamo prendere tutta, no, senza più sentirci dire ancora no, ma è colpa dello Stato. No, questa volta vogliamo proprio che sia nostra, vogliamo lottare perché arrivi. E vogliamo lottare soprattutto perché, come diceva giustamente anche il Sindaco, non possiamo più fare a meno di questo. E attenzione, lo ribadiamo sempre ogni sera, basta sentire parlare di autonomia. Se qualcuno voleva ancora raccontarci delle balle, anzi l'autonomia fa rima con bugia, possiamo anche mettere questo, finalmente 3 giorni fa è comparso sul giornale che quel disegno di legge presentato da un leghista, ma onorevole della Lega, Bragantini, mi sembra se non erro, è stato cassato dalla Commissione Affari Costituzionali, pertanto è utile adesso dire che dell'autonomia è meglio non parlarne più. Come diciamo sempre, l'autonomia è una cosa che si chiede, c'è già un errore in partenza, dovremmo inginocchiarci, riconoscere uno Stato superiore e dire sì, siamo qua a fare l'elemosina veneti, perché purtroppo dobbiamo asfaltare le strade, dobbiamo dare qualche soldo per l'asilo nido. Questa non fa parte di questo messaggio dell'indipendenza veneta. Sappiamo bene che l'autonomia con lo Stato di oggi non è nemmeno, non
si può nemmeno arrivare a parlare con uno Stato del genere. Uno Stato che fa leggi su leggi, che giustificano altre leggi e il diritto viene cancellato. Diceva Sant'Agostino, uomo di chiesa e di scienza, che cosa resta ad uno Stato quando si toglie il diritto se non una grossa banda di briganti? Questo è lo Stato italiano. E ai giornalisti, questo lo ricordiamo sempre, siamo stanchi di vedere scritto nei giornali i venetisti, i secessionisti. No, la secessione è relativa a qualcosa, si parla di secessione quando si stacca un corpo che è unito evidentemente dalla cultura, che è unito dalla storia, dalla tradizione. Pertanto non vogliamo staccarci proprio da nessuno, vogliamo che lo Stato italiano, che le istituzioni italiane escano dal Veneto, un concetto completamente diverso. E non è utile ricordare ancora una volta che l'indipendenza veneta non è indipendenza del Veneto, non è contro l'Italia, è a favore dell'Italia, perché i primi a essere gratificati dall'indipendenza saranno proprio le altre regioni italiane, che godranno anche della salute del Veneto, che potrà acquistare ancora di più qualche prodotto, visto che saremo gli unici a farlo. Io non sono mai dato da qualche impresa a dire, beh, se devi fare un lavoro, guarda, costa 60.000 euro, voglio 70.000 di acconto. Direi che fa un po' fatica a lavorare. Evidentemente loro hanno un altro concetto dell'impresa. L'impresa per loro è qualcosa da smantellare, specialmente l'impresa veneta. La media e piccola impresa, che è la spina dorsale non solo del Veneto ma dell'Italia, e la stanno distruggendo giorno dopo giorno, dimenticando le fatiche che hanno fatto tantissimi imprenditori per arrivare a certi risultati, ma tralasciano tutto, non gliene frega niente. I giornali scrivono solamente se interessati, come ad esempio, visto che non è molto lontano qui del caso Electrolux, allora ne parlano per 6 mesi. Ma nessuno ha detto nulla delle 23.000 aziende che dal 2008 al 2013 in Veneto hanno chiuso. Oggi il Veneto ha quasi 200.000 disoccupati. E quando ci dicono la percentuale è del 7,6%, è inferiore comunque alla media, attenzione, non sono inclusi i cassi integrati, perché secondo l'ordinamento sono persone che l'azienda mette un po' a parte, ma di fatto non hanno lavoro e percepiscono uno stipendio da miseria che forse e anzi in molte occasioni non permette loro nemmeno di pagare l'affitto di casa. Lo slogan che spesso vedete anche nei nostri manifesti è indipendenza veneta o morte italiana, io voglio vivere. E dobbiamo avere questa capacità di dirlo tutto. Lo diceva prima il sindaco, dobbiamo essere portavoce ciascuno di noi e non andare a casa stasera, mi metto lì, beh tanto dai ho capito, magari farò la tessera, farò il versamento per sostenere la legge 16, non basta, non basta. Dobbiamo intanto renderci conto che se nessuno di noi fa quel poco che serve per portare un messaggio di speranza ai nostri vicini di casa, a chi non conosce, non faremo nulla. E rivolgo un appello anche agli imprenditori. Abbiamo fatto un libretto straordinario con l'apporto anche di professori universitari. Abbiamo veramente costruito un gruppo importante e stiamo trasmettendo un messaggio che da sempre vive di chiarezza, coerenza e credibilità, le nostre 3 sì. Non ci siamo improvvisati indipendentisti in vista delle elezioni regionali. Il nostro obiettivo rimane sempre il referendum. Il nostro obiettivo ultimo è l'indipendenza del Veneto, ma soprattutto ci interessa il diritto di voto. In Gran Bretagna ha vinto il diritto quando è stato permesso alla Scozia di andare al voto, e invece questo Stato ottocentesco è fallito, fa di tutto, dimenticando il diritto.